Eccoci rientrati in studio dopo la pubblicità con Di Sabato Pomeriggio e questa è l'ultima parte del contest Io Canto Per. E a questo punto devo dare lo stop al televoto, quello che è successo, il dato è tratto, quello che avete votato, vi potete fermare e io mi posso un attimo rilassare e parlare con questi giovanotti un pochino, insomma, in maniera più rilassata, senza, come dire, condizionare nessuno. Ripeto i nomi: Francesco Battaglia, Angelica Montanaro, Pirolli, che è solamente il cognome ma si chiama Alessandro, e Marco Forti. Poi passiamo ai miei ospiti qui alla mia destra, Sebbi Mangiameli e Giuseppe Roccella. Prima abbiamo fatto un momento di spettacolo, artisti di strada meraviglioso. Voi siete grandi di età come me, siamo vecchietti, abbiamo di fronte a noi dei giovanissimi, lei giovanissima, loro un po' più grandicelli però sempre giovani. E poi invece abbiamo il nostro maestro Alex Barravano che sta in mezzo, sta in mezzo 27, 28. Intanto guardarli, che cosa vi suscita guardare questi ragazzi che si mettono in gioco? Intanto questa è una vetrina e non è solo un contest, è una gara, è una vetrina, lo ricordiamo ancora una volta: da 80 cantanti diventeranno 40, da 40 diventeranno 20, da 20 diventeranno 12, da 12 6, da 6 3, da 3 1. E cosa farà questo unico vincitore? Questo unico vincitore sarà sia promosso su queste reti, altre reti, poi mano a mano usciranno notizie più certe, e poi invece avranno la produzione di un brano sia video che musicale, fatto professionalmente in un certo modo, anche con una certa promozione. Comunque una possibilità, fermo restando che c'è la possibilità della vetrina e quindi anche di potersi esprimere, anche perché, come diciamo sempre, i tempi nostri c'erano più possibilità per i ragazzi di esprimersi in un mondo reale. Loro invece hanno possibilità di esprimersi di più in un mondo virtuale, perché avendo comunque i social a disposizione tutti possono fare tutto senza, come dire, senza filtri, però poi manca quel contatto col pubblico. Purtroppo sì, infatti come giustamente hai detto in passato, io mi ricordo, tu dici cosa ti stanno ricordando, ecco, mi portano nei ricordi, nelle emozioni, nelle palpitazioni che nel 92, 95, quindi 30 anni fa. Madonna, 92, 30 anni fa, 30 anni fa sono 30 anni fa purtroppo. Sì. E mi ricordo sta cosa quando allora passa. Sono 29 anni comunque. 29 anni proprio, sì. Perché devo essere precisi. In più. Che poi è bello, secondo me, ormai, ecco, saper condividere le emozioni con gli altri, non il fatto della gara, vincere, perdere. Secondo me, ecco, è una grande emozione. Io credo che questo sentimento qui si è respirato anche nelle altre puntate, ma vi vedo anche molto tranquilli, lì vi ho visto parlare. Quindi come avete passato queste 2 ore in cui da casa vi dovevano votare? Partiamo da lei che è piccina, pensa a solo 12 anni. Insomma 12 anni, però guarda, si muove già come una artista, si può dire finita, che è un modo di dire, per dire grande. Come hai passato queste 2 ore? Bene. Bene? Bene. Come mai ti chiami Angelica? Mi hanno chiamato così. Non hai nonne che si chiamano Angelica? No, sono una zia che si chiama Angela, però quindi non vedi, c'entra molto. Vedi, già questa è una cosa del mondo moderno, invece il mondo, diciamo, nostro antico, uno il nome si chiama... dei nonni, esatto. sì, vero. Dicevamo prima che tu hai iniziato prestissimo, a Sì. 6 anni, cioè lei a 6 anni già cantava, e so che solo quest'anno, tanto le votazioni sono finite, quello che è stato, so che solo quest'anno hai fatto quanti spettacoli live, perché lei è una che si fa le feste di piazza, cioè lei lavora. 27-28. Un tour vero e proprio. Un tour che guarda, nemmeno più quelli, insomma, voglio dire, di nome, si può dire. Tu da dove arrivi? Da San Benedetto dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Quindi dall'Aquila, vedi. Comunque anche lì c'è una bella scuola di cantanti, cioè escono un sacco di cantanti bravissimi. Non so se avete conoscenza di qualcuno, Simona Molinari per dirne una, ma lei ha origini napoletane, però comunque è stata lì da tanti anni, e quindi vede quelli un po' più grandi annuiscono. Invece vediamo Francesco, come hai passato queste 2 ore? Allora, queste 2 ore l'ho passate prendendo innanzitutto prima un caffè, perché la giornata era molto lunga
Poi visitando un po', ecco, la struttura, l'università, perché è bellissima. Perché noi lo ricordiamo, Era la- siamo all'interno dell'Università Niccolò Cusano, quindi anche venire qua è un'esperienza Sì, è stata la mia prima anche esperienza, visiva. non solo qui all'interno dello studio, ma anche in questa struttura, perché non l'ho mai visitata sinceramente. Poi Però ci sono già tutti gli addobbi natalizi. tutti gli addobbi natalizi, sì, ho visto le oche al di fuori che ho detto io, belle. Il brano che hai portato l'hai Sì. scritto tu? Allora no, il brano che ho portato io è stato scritto dall'autrice Giorgia Brunello, che anche lei fa parte dell'etichetta discografica MM Line Production di Maria Totaro. Ah, e la salutiamo, Maria è Sì, stata la ospite al mio salutiamo. emigrante, È stato- non il immaginavo, brano è vedi, nato- poi a volte questi ragazzi arrivano, poi scoprono dei fatti, infatti io prima ti ho visto, lo possiamo anche dire con il marito di Giovanna Pezzone e io voglio dire che questo contest si chiama Io canto per, perché sul balcone di casa stavamo pensando a un nome da dare a questo contest, è uscito da lui e ho ancora addirittura il messaggino conservato per dire come nascono le cose, di quando poi abbiamo deciso, abbiamo dato la prima locandina, Certo, non le sapevo cose- nemmeno tu Le arrivassi. cose nascono così, dico anche per Esatto. caso, come E poi magari è stato ritrovo proprio questi grazie ragazzi che vengono alla da mia queste vocal coach scuole. Giovanna Pezzone, che ho conosciuto poi Maria Totaro, la mia manager attuale, e quindi da lì escono, fai tante di quelle esperienze che ti portano anche a esperienze come questa, perché questa è una vetrina, ma è anche uno Un'esperienza, spettacolo che certo. offriamo noi al pubblico, per chi ci guarda Certo, soprattutto. certo. E comunque si imparano tante cose, anche lo stare Assolutamente. dietro le quinte, vedere una scaletta, insomma è un'esperienza che si fa appunto per chi vuole fare questo nella vita. E invece vediamo Pirolli come ha passato queste 2 ore. Vai, immerso dalla neve. No, Beh. immerso dalla neve però con 30 gradi. Ah, la bello, neve, è la stato- neve è finta, la diciamo, neve per gli finta della- addobbi. Bellissimo, no, bello, bella la struttura, bello tutto, bello il programma, quindi... Tu perché hai deciso di chiamarti solo Pirolli? Ma semplicemente ho utilizzato il cognome che mi stava un po' stretto alle elementari, no? Ah, ti chiama col cognome Alessandra Pirolli? è troppo lungo, Poi e quindi le dietro la lavagna professoresse... Pirolli. Era troppo lungo Alessandro, e quindi Pirolli di qua e di là, ho detto, ma vuoi vedere che porta Come la cosa di fortuna Troisi, è nel... scostumato, Sì, Ugo, infatti. Massimiliano, così. Quindi tu dici che chi si chiama Alessandro viene scostumato? Sì, Ah, io secondo ce l'ho me in sì. casa un Alessandro. Perché l'Ale non viene più utilizzato come terminologia. Alex, così. Invece Marco ci ha portato un mashup, adesso si usa dire mashup. Spieghiamolo a chi da casa non sa, voi lo sapete cos'è un mashup? No, io no, Vedi, loro ormai sono 2 cantautori siamo- strutturati di una certa età, insomma grandi, però il mashup che non è quello per i capelli. Bellissimo. Che cos'è? Tu hai portato un mashup sui Queen. Esatto, il mashup è un po' come un medley, no? Oggi diciamo cambia qualcosina, ma poi uno inglesizza o italianizza un termine, ma quello è. Quindi ho soltanto unito con un giro di accordi sempre lo stesso 3 canzoni dei Queen, Show Must Go On, Bohemian Rhapsody e We Will Rock You, facendole un po' a modo mio. Io anche sono un cantautore e infatti anche le cover, ma quando approccio con le cover mi piace sempre mettere il mio punto di vista, non a fai caso tue, sì, sì, il le disco fai poi si tue, chiama sì, dal mio sì, punto sì. di vista, quindi mi piace molto un po' spaziare, e quello che ho fatto anche con i Queen, nonostante ho toccato un colosso musicale. Come mai queste scelte? Perché ti piacciono oppure come dicevamo prima? Oppure perché No, hai io- sposato qualcosa che diciamo era utile alla causa? Allora, no, nel senso a me conoscevo i Queen sin da sempre, insomma, per sentito dire, perché poi io sono cresciuto in un'ottica, un'atmosfera molto più italiana, no? Quindi sono cresciuto con la musica italiana degli anni 90, sono nel 94, quindi ecco, la Pausini, Tiziano Ferro. Beh, la Pausini questi giorni sì. è dappertutto, perché Dappertutto. comunque Insomma, oggettivamente se le merita tutte, sì, sì, perché sì. comunque quando vai all'estero lei è Ramazzotti, Sì, sì, per Ramazzotti, quelli moderni, quelli un po' più grandicelli come noi, Pupo, che ne so, adesso non mi vengono i Ricchi e I Ricchi e Poveri, Poveri, Pooh, Toddo insomma, Cotugno, insomma sì, questi sì. sono diciamo, i Mi è nomi che sempre- vanno per la maggiore all'estero. Poi invece diciamo, negli ultimi 2 anni mi sono rimesso in gioco e ho ricominciato un conservatorio che però faceva tutta musica internazionale, quindi grazie a questa esperienza mi ha invece avvicinato a quello che è la musica internazionale, e pensate proprio questo mashup che ho fatto sentire oggi
è stato il mio primo debutto, era in sede d'esame con i giudici, insomma, con gli insegnanti e ho voluto E come un po' l'hanno vista loro come, diciamo, come esercizio, chiamiamolo così, come... Allora, mi sono molto stupito perché non... no, perché mi non ho- immagino in un posto comunque Sì, sì. classico dove si vogliono le stesse cose, Allora, insomma, un po'. che poi la cosa più per me più tosta è stata che questa università, la University of West London, che è di Londra, e ha una sede italiana, una succursale a Roma, grazie alla vocal coach Daniela Ciampitti. Salutiamola, anche lei ci ha Ciao, mandato Daniela. tanti cantanti e la ringraziamo. Ed è stata l'università, la scuola dove si affacciò all'epoca, che ovviamente era chiamata in maniera diversa, Freddie Mercury. Quindi stare lì con insegnanti londinesi, sapendo che c'era comunque un'influenza di Freddie Mercury e fare un colosso così, cambiarlo del tutto, è stata molto coraggiosa da parte mia Ma secondo me a la volte poi si scelta. apprezza anche Però poi sì, invece è l'inventiva piaciuto per fare una cosa diversa. Sì, è piaciuta comunque l'idea e quindi ho voluto riportare un po' questa... Invece Pirolli, se non mi sbaglio, a giorni esce qualcosa di tuo, è uscito? È già uscito un e tu altro non ce lo ieri. dici, vedi? No. Ce lo puoi dire, tanto oramai la votazione è stata fatta, anzi se per caso avete i risultati portatemeli. Siamo fuori, dai, siamo Dai. fuori con questo brano. Riparto da qua, quindi bello, perché mi sono fermato un po' per viaggiare il mondo. Hai fatto bene, l'ho questa è la cosa, sfruttato l'investimento più bello della vita che si possa fare è quello di viaggiare. È stato bello, infatti è nata questa canzone da una serata in discoteca dove fondamentalmente l'ebbrezza di due persone che non si conoscono e che rimane il beneficio del dubbio per tutta la sera. Questa è la cosa più bella in assoluto e descrivo l'amore spensierato con questo brano, quello bello e genuino. Adesso faccio arrabbiare chi ci ascolta qui da dietro le quinte, perché dico che il viaggio, perché tutto come pomeriggio, lingua, il viaggio è la cosa più bella, Assolutamente. sempre un viaggio. Il No? viaggio è un album mio del 2019, un album, si intitola Il viaggio, Il proprio, c'è la viaggio. canzone. Scritto 2000 dove? No, è un mio album del 2019, Il viaggio. No, ma si scritto in giro nel mondo. No, il mio è un Vedi, ti viaggio fanno loro la pensato, domanda sì. a te, Ah, no, vedi? ero curioso. Infatti io lo chiamo- bravo. lo chiamo Quando io il sento viaggio, il viaggio pensato, io lo chiamo infatti, sì, Ok. sì. Continuate a dialogare tra di voi, mi piace questo scambio, così io mi guardo un attimo la No, situazione. perché in realtà mai seduto in poltrona, viaggi. Infatti, non vuoi citare tutta la canzone, infatti io dico, no, citala, ho camminato per 100 terre senza mai toccare il suolo, ecco, perché mentalmente, Con la mente. arrivi magari in Argentina senza che ci sei andato e scrivi una canzone per l'Argentina, ad esempio. E io in modo più semplice prendiamo un hot dog al posto dell'anello, sposiamoci con l'hot dog a New York. Perché ho avuto questa immagine appunto a New York di due persone che lui stava chiedendo di sposarlo a lei e fondamentalmente l'ha fatto con un hot dog al posto dell'anello, Bello. che secondo me è proprio la Originale, semplicità dell'amore. veramente. Quindi Tanto quello da è qui un è nato il simbolo. brano. Quello è un simbolo. Sì. Poi se D'altronde un hot dog è per sempre, si dice. Beh, È sì. famosa questa No, frase. era proprio Central scritto Park, così. Proprio scritta così, un hot dog è per sempre. Fuori alle gioiellerie c'è scritto Sì, così, sì, così, un proprio hot un hot dog dog per per sempre. Allora io direi adesso la votazione, fermo restando che lo ripeto ogni volta, il punteggio non significa niente, perché soprattutto in un contesto come questo si vota da casa, uno può avere una rete di amicizie più importante, il pubblico che ci segue ha un gusto particolare, quindi non significa niente. I primi due possono ritorneranno per la fase successiva, che è quella che partirà dal 3 febbraio, mi sembra, adesso non vorrei dire cose inesatte, invece chi non passa oggi può in qualche modo riprovarci, anche voi potete riprovarci, potete riscrivere e riprovarci. Allora, al quarto posto, con 191 voti, Pirolli, facciamogli un applauso. Al terzo posto, con 314 voti, Marco Forti. Con 332 voti, al secondo posto, Francesco Battaglia.
Guarda, io ero quasi sicura che tu li avresti così distrutti, ero quasi sicura, perché è una grinta particolare. Pensate che questa fanciulla, guardala lì, guardala, Angelica al primo posto con 409 voti. Grazie. Mamma mia. Intanto complimenti. Grazie. Complimenti anche a Francesco e complimenti anche a voi. Quello che dicevamo prima, appunto, è una vetrina, vi aspettiamo qui, se vi fa piacere tornate fino a che poi non andiamo, diciamo, nella seconda fase, e lì non si può più tornare. Chi c'è, chi non c'è lo ritroveremo esatto, da un'altra parte. Tu hai mai fatto un concorso canoro? Ma molti, come? Prima in Sicilia. Se non mettere la mano così, Scusa, se no prima in Sicilia e poi la finalissima proprio di Castrocaro Ah. nel 95. Proprio. Madonna, mio un secolo fa, nel 90. Ancora i capelli erano castani. Anche tu? Castani. No, prendi il microfono. Nel 95 no, avevo un anno, quindi... Ah no, pensavo dopo, No, certo, non nel Castrocaro. 95, ovvio. Insomma, fino a là abbiamo detto che siete giovanissimi, quindi insomma, fino a là ci arrivavo. No, già stavo pensando queste cose mentre si parlava, Sì. no, del pubblico, dei gusti. Ricordo a Enna, c'era il festival, in Sicilia molto importante, no? E noi, mi ricordo, vincemmo quel festival e mio fratello, che era poi tra il pubblico, mentre il pubblico andava via, c'era un ragazzo che poteva avere allora 20 anni. Cioè, io ne avevo già 30, penso. Eri già anziano sì. tu? Sì. E mi ricordo che mio fratello si mise a ridere perché questo ragazzo insieme ad altri fa: mi hanno fatto vincere quelli che hanno mandolino. Perché nel gruppo eravamo in 7, avevo portato il mandolino a Michele Conti, un polistrumentista. Cioè, per quel ragazzo dice: ma come hanno fatto vincere questi che hanno il mandolino? In poche parole, una cosa Eccolo strana. qua. Ma sai, poi a volte lo diciamo sempre qui, soprattutto poi quando c'è un programma televisivo, entrano in gioco tante cose, ripeto, anche a volte solamente la rete che uno può avere di Certo, persone certo, che ormai. seguono. Coi social si dà quella spinta in più che è abbinata alla televisione, no? Sì. Tu invece da quanto Certo. tempo suoni? Da 40 anni praticamente. Dai pure tu nella culla? Sì. Hai Ero suonato subito piccolino. La fisarmonica. la fisarmonica? Sì. Come mai è nata questa passione? Allora, questa passione è nata per caso, perché colui che poi diventò il mio insegnante, che era un amico di famiglia, aveva sta fisarmonica in macchina. Allora io un giorno, mentre ero in macchina, ho cominciato a suonare quei tasti, quando ho sentito il suono, lì, amore a prima nota. Ho detto: voglio suonare questo. Quanti anni avevi? 9 anni, Quindi anche tu piccolo. sì. Voi ve lo ricordate la prima volta invece che avete avuto l'istinto di cantare, indipendentemente poi dal volerlo fare per professione? C'è un ricordo che avete o no? Lei sì, perché è piccina e già ce l'ha detto prima. Francesco? Sì, allora facevo la terza media e in quell'anno all'interno del mio istituto si stava creando il gruppo del Coro delle Voci Bianche, per chi si doveva venire a cantare qui a Roma per il Papa. Io sono calabrese. Non di avevamo origini. capito. Assolutamente. Qui c'è Però ovviamente Il sud. una percentuale di Calabria qui il bisogna sud dentro. vince sempre sempre. precisare la mia terra perché le mie radici sono calabre. Mentre stavano, io non sapevo di questo provino, quindi andando in bagno vedevo che stavano facendo delle audizioni all'interno dell'istituto e da lì io ho iniziato a chiedere persino alla bidella quella volta: ma che stanno facendo? Guarda, ci sono dei casting, ma tu non ti sei iscritto? E gli faccio io: no, non mi sono iscritto, non lo sapevo, perché era un casting non molto pubblicizzato, no? Interno forse. Non era interno, era proprio esterno. Ah, era sì, era esterno. esterno perché era sempre all'interno del mio istituto, però era il mio istituto, poi altre scuole delle zone Quindi limitrofe. l'avevo usata forse solo come location. Certo, Ah. e io mentre stavo andando in bagno praticamente ho fatto questo casting perché hanno trovato me lì come, cioè, un palo. Sono entrato a fare questo casting e mi ricordo che c'era questo maestro di canto che la prima cosa che mi fece cantare mi ha detto: mi fai il suono del trenino come fa ciuf ciuf? Io mi sono messo a fare ciuf ciuf. Quindi fa: bravo, tu passi
passi l'audizione. Perché per la voce bianca ci voleva il falsetto, E allora a un certo giustamente. punto ho detto io, ma sei serio? Mi fa, sì, tu farai parte del coro delle voci bianche. E da lì è stata un'esperienza, perché sono venuto qui a Roma, ho cantato davanti al Papa Ratzinger quella volta, sì. Quindi una Ed bella è stata esperienza nell'aula particolare. Nervi. Sì, nell'aula Nervi. Ed è stata la mia prima esperienza. Proprio in una battuta, Pirolli, ti ricordi la tua primissima volta? 3 anni e mezzo su un palcoscenico, piccola mascotte di una band, Ma dai. mentre suonavo fintamente il sax. E invece Marco? Io anche non ho proprio un ricordo perché l'ho visto dai video, perché pure io ero molto piccolino, sempre. Poi c'era una canzone, Tu scendi dalle stelle, mi ero fissato con quella, quindi gennaio, febbraio, luglio, agosto, sempre quella. Natale, era. Poi vabbè, poi ho iniziato a fare corsi e piano piano, mentre per la scrittura in seconda media. Ah, Devo quindi- dire grazie a un professore di italiano che lui ci scrisse alla lavagna 3 parole e dice ok, con queste 3 parole ora fate un pensiero, Sviluppate- qualcosa, ah. l'importante è di senso compiuto. E lì nasce la mia prima canzone, che sta ancora nel cassetto però, quella sì, la dovetti cantare, e da lì però ho scoperto insomma questa mia passione anche per la Ti scrittura. ricordi il nome di questo professore? Sant'Agati, Professore il- di? italiano. Professore di italiano. Sant'Agati Facciamogli un applauso sicuramente a questo professore. Perché che i mi ha- i docenti che mi ha aperto- quando sono giusti proprio indirizzano i ragazzi Vero. da, insomma, in qualcosa fondamentale. sempre di positivo. Tu te lo ricordi? Non tanto, però allo stesso tempo sì. Mi ricordo forse in una recita dell'asilo la prima volta che ho capito che forse potevo fare qualcosa veramente col canto. Che forse poteva fare qualcosa veramente. Ma sei contenta di aver vinto? Sì. Oh no, perché la vedevo un po' così, molto, dice, lei fa vabbè, insomma, abituare, com'è? sì, sì, sì. Il abituata alla tempo, vittoria. il tempo sta per finire, io vi devo chiedere di fare un giochino che non abbiamo fatto l'altra volta, e allora Alex magari ci rimane male, dovete dire al microfono, ognuno, tutti e 4, Alex Parravano, perché lui ha un cognome un po' particolare, noi lo dobbiamo ripetere a memoria, come io ripeto il numero di telefono. Partiamo da Francesco. Alex Parravano. Ok. Giacca? Alex Parravano. Passate il microfono Alex Parravano. e vai! Alex Parravano. E vai! Io volevo ringraziare tutti, oggi è stata una puntata che ho sentito molto, tutte, ma questa l'ho sentita un po' di più. Ti ringrazio Sebi per Grazie essere a te, qui. grazie a Prima te. ho detto che qui si respira un'aria calabrese molto forte, beh. tu non sei calabrese, No, però, sono siciliano, però però. hai un cognome. Che è un paese della Calabria. Roccella. Ma anche della Sicilia. Giuseppe Roccella, Sì, grazie Roccella. anche a Giuseppe. Tornateci a trovare quando venite a Grazie, Roma per i con vostri piacere, con spettacoli. Ringrazio Alex Parravano per essere stato con noi, tutti e 4 i ragazzi, grazie a tutti a vario titolo, diciamo chi torna, chi se vi fa piacere tornate, noi vi aspettiamo. Volevo ringraziare la regia e tutti i ragazzi della redazione, ma io oggi li voglio nominare, me li sono proprio segnati perché oggi li voglio nominare tutti. Intanto un applauso grandissimo a Lorenzo Rocchi, il nostro regista, per tutte le modifiche che ci sono in diretta. La diretta è così, 3 ore di diretta sono 3 ore di diretta con tutti i pro e i contro. Poi volevo ringraziare ufficialmente per questo trucco stupendo a Silvia Cipolle e Asia Barbosi. Grazie ragazzi, e anche a Lello Sebastiani che gentilmente me le manda ogni volta, perché lui ha un'accademia che prepara proprio per i truccatori, i parrucchieri, per le trasmissioni televisive, quindi diciamo proprio per questo. E poi volevo ringraziare i ragazzi della redazione, partendo da Beatrice, Lorenzo, Daniele e Riccardo, e oggi non me ne sono fatto scappare nessuno. Con questo vi auguro un felice fine settimana, mi raccomando, comportatevi sempre bene e vi lascio con la nostra Sabato Italiano. Vi prendo il microfono? Grazie, grazie a tutti, grazie. Quando stato non è santo denaro poi mezzo santo. Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi.
guidiamo allegramente, quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Così ci avventuriamo nella Roma felliniana. E quei libristi in bilico sul fine settimana, sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici, abissi imperscrutabili le donne degli amici, e in questa storia imprevedibile d'amore dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E adesso navighiamo dentro un sogno planetario, il whisky mi ritorna su, divento letterario. Ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è una variabile che ci porta via